chiamano il Serpentone, una serie di palazzi chiusi uno vicino all'altro in via Capopassero, nel quartiere di San Giovanni Galermo a Catania. Qui, nelle 4 piazze di spaccio, si vendeva di tutto: crack, marijuana, cocaina e hashish, a qualsiasi ora del giorno e della notte. L'operazione Malerba dei Carabinieri ha azzerato la joint venture della droga, 41 arresti e 5 minorenni all'epoca dei fatti. L'azienda dello spaccio fruttava 240.000 euro al giorno e riforniva 2.500 clienti quotidianamente. Un controllo capillare del territorio, con vedette in ogni palazzo e corrieri pronti alla consegna. Al vertice del gruppo c'era Antonino Raimondo, fidato referente del clan Nizza, vicino ai Santa Paola Ercolano. Era lui che con il capo Piazza coordinava la rete dei pusher, tutti poco più che ventenni. Il dato che emerge è sicuramente quello di una manovalanza sempre più giovane, oltre anche di acquirenti sempre più giovani, che fanno allarmare da questo punto di vista, ma questo tipo di operazione, questo tipo di risposte ci servono anche a dare il messaggio giusto ai giovani che invece per questi quartieri rappresentano il futuro. Quindi una via alternativa a quello dello spaccio e del consumo della droga. Le regole erano chiare per mantenere una pax tra i pusher. Nessuno doveva agire in autonomia, ma anzi fidelizzare i clienti per assicurarsi le vendite giornaliere. Un giro da 90 milioni l'anno che serviva, dicono gli inquirenti, per sostenere gli stipendi degli spacciatori, i mezzi e per aiutare le famiglie dei mafiosi in carcere. E gli spacciatori venivano anche reclutati non solo a Catania, ma anche nei centri in provincia. Procuratore, partiamo dalla cattura di Matteo Messina Denaro. Lei ha detto è una storia a cui è stato messo un punto, ma non c'è ancora la parola fine. No, nel senso che la cattura è avvenuta per fortuna dopo un lungo periodo di sacrifici e di difficoltà, dopodiché la cattura apre una serie di scenari. Dobbiamo capire chi e come ha consentito questa latitanza per ben 30 anni, che sono un periodo francamente inaccettabile per lo Stato. Dobbiamo capire che cosa c'è dopo la cattura di Messina Denaro. Cos'è cambiato proprio dopo Messina Denaro? Ma dentro Cosa Nostra è cambiato il fatto che aspettavano questo momento anche loro per avviare una fase di ristrutturazione che è in corso. Fuori da Cosa Nostra io spero che per i cittadini ci sia un momento di speranza in più, perché ha vinto lo Stato e non sempre questo accade. Quali sono gli interessi delle mafie? Gli interessi delle mafie sono innanzitutto affari, denaro e potere, quindi tutti i campi nei quali si può illecitamente guadagnare, lì troviamo la presenza mafiosa. C'è un'ultima relazione della DIA dove emerge un dato anche preoccupante, cioè la mafia è attrattiva per i giovani. Purtroppo la mafia è sempre stata attrattiva per i giovani nella misura in cui non ci sono alternative al modello del mafioso. Il compito non dei magistrati e dei poliziotti, ma della politica, possiamo dire in senso ampio, è proprio quello di costruire delle alternative in termini di lavoro, di cultura, di crescita, che diano ai giovani dei percorsi diversi rispetto a quello per i quali la mafia è pronta ad abbracciarli. Continua la caccia all'uomo a Val Guarnera, centro dell'entroterra siciliana in provincia di Enna, dopo l'eclatante fatto di sangue di ieri. C'è paura fra la gente, l'uomo in fuga infatti viene indicato come armato e pericoloso. Adesso l'accusa per lui è duplice omicidio. È morta in ospedale infatti Nunzia Arena, la donna di 89 anni rimasta coinvolta nella sparatoria, una vittima innocente che nulla aveva a che vedere con i contrasti che hanno portato all'agguato. Stava comprando frutta dalla motoape di un ambulante, rimasto anche lui ferito. Donna ed ambulante non sono stati colpiti dai proiettili sparati, ma investiti dall'auto della vittima dell'agguato fuori controllo dopo la sparatoria. Il responsabile di tutto, attualmente in fuga, sarebbe Guglielmo Ruisi, 51 anni. Sarebbe stato lui, secondo i carabinieri, ieri mattina in pieno centro a Val Guarnera ad aprire il fuoco contro l'autovettura in transito nella centrale di Archimede, nei pressi dell'ufficio postale, uccidendo Salvatore Roberto Scammacca, un operaio edile di 47 anni. Alla base della sparatoria ci sarebbe un contrasto per motivi personali, al culmine del quale Ruisi si sarebbe armato
sparando contro il rivale che si stava allontanando in auto. Colpito 2 o 3 volte Scamacca è stato subito soccorso, il personale del 118 ha tentato di rianimarlo sul posto ma non c'è stato nulla da fare. Secondo i carabinieri a cui sono affidate le indagini, vittima e killer si conoscevano bene, il movente va ricercato in fatti di natura privata. Prima del delitto fra i due ci sarebbe stata una lite, iniziata in un luogo non ancora identificato, continuata al bar e poi finita nel sangue e costata la vita adesso a 2 persone. Si avvicina la stagione delle piogge e a Catania si corre ai ripari per evitare di finire sott'acqua. Osservato speciale il quartiere di Santa Maria Goretti, dove ogni anno le esondazioni del torrente Forcile creano danni e disagi alla popolazione. Per fronteggiare l'emergenza acuita dai cambiamenti climatici e alle conseguenti bombe d'acqua, l'amministrazione Trantino ha giocato d'anticipo avviando la bonifica dei torrenti Forcile, Acquicella, Acquasanta e di alcuni canali della zona industriale. Ruspe ed operai in azione per liberare l'alveo dei corsi d'acqua dalla fitta vegetazione e dai rifiuti di ogni tipo che spesso provocano il cosiddetto tappo. Interventi effettuati grazie ad alcuni fondi regionali e quest'anno, a differenza del passato, resi possibili grazie ad una sinergia con l'aeroporto. È un'attività importantissima, questo quartiere in diverse circostanze è stato protagonista di fenomeni devastanti, lo ricordiamo in passato. Già da diversi anni stiamo invece riuscendo a portare a termine delle operazioni di manutenzione che via via si stanno trasformando da interventi di manutenzione straordinaria a interventi via via sempre più ordinari perché portati a termine annualmente. A proposito di detriti e rifiuti, oltre alle canne, oltre alle sterpaglie, sono stati trovati anche degli scooter. Sì, esatto, purtroppo in alcuni tratti sono stati ritrovati dei rifiuti di ogni genere. Infatti la nostra preghiera, il nostro invito che facciamo ai cittadini è quello di rispettare il più possibile l'ambiente. Se da un lato si bonificano i torrenti, dall'altro si segnala la lentezza nella pulizia dei tombini, molti dei quali ostruiti dai detriti o addirittura, come in via Eleonora d'Angiò, letteralmente asfaltati in seguito al restyling di numerose strade cittadine. Intanto il Canal Jet, il sofisticato macchinario utilizzato per pulire tombini, è fermo ai box e dovrebbe tornare in servizio la prossima settimana. I dati sanitari sono dei dati sensibili, sono molto appetibili da parte della criminalità perché appunto possono essere anche rivenduti nel mercato nero del dark web. In un mondo in cui tutto viaggia online, dove i criminali imparano nuove strategie e in cui l'intelligenza artificiale entra sempre più prepotentemente nelle nostre vite, occorre stringere le maglie della sicurezza attorno a tutte le attività web. Da qui nasce il protocollo d'intesa tra la Polizia Postale e l'Ordine dei Medici della provincia di Catania. Oggi le ricette viaggiano su WhatsApp con grande possibilità di problematiche connesse, quindi questo protocollo secondo me ci aiuta a regolamentare in modo abbastanza efficace tutto questo. La sicurezza oggi la si fa insieme attraverso un'interlocuzione da parte nostra che siamo degli specialisti della sicurezza. Si chiamano cybercrimini e offrono un ricco ventaglio di reati: frodi informatiche, accessi abusivi ai sistemi, spionaggio o violazione dell'identità digitale, con finalità di interruzione dei servizi di pubblica utilità, indebita sottrazione di informazioni o di qualsiasi ulteriore attività illecita. Il furto dei dati, proprio oggi sul giornale di oggi è notizia appunto attuale che un ospedale, una clinica, una struttura sanitaria di Firenze ha subito un attacco hacker con richieste estorsive per evitare la divulgazione di dati sanitari, e la tutela parte dalla prevenzione. L'aumento dei crimini informatici spinge le aziende a investire sempre di più nella sicurezza. Che Catania lascia. Dico una Catania più povera, una Catania purtroppo senza lavoro. Don Piero Galvano lascia la Caritas di Catania e lo fa con la tristezza di aver visto cambiare in peggio la città e l'orgoglio di aver dato tutto al fianco dei più bisognosi, specie negli anni duri del Covid, un impegno quotidiano scandito da iniziative ed opere che hanno alleviato sofferenze e supportato tante persone a riprendersi. Catania ha più bisogno di assistenza e di solidarietà. Al posto di Don Galvano arriva Don Nuccio Puglisi, nominato il 4 ottobre da Monsignor Luigi Renna. È una grande responsabilità perché si ha a che fare con il cuore, direttamente con il cuore sia di coloro che vengono qui perché da noi si aspettano un aiuto e da tutti i cittadini si aspettano un aiuto, e sia soprattutto, e dico soprattutto, con il cuore di chi invece è chiamato ad aiutare, quindi a fare un'esperienza di prossimità a coloro che ne hanno bisogno.
Ci sono tanti problemi anche dal punto di vista geopolitico e la polveriera in Medio Oriente quanto vi preoccupa? Ci preoccupa nella misura in cui tutto quello che viene dall'esterno, e certamente in questi ultimi anni non abbiamo difettato purtroppo di notizie di questo genere, appesantisce ancora di più quello stato di rassegnazione che un pochino si incontra per le nostre strade. È come se dinanzi a queste cose ci si trovasse un alibi per non dover fare nulla di buono, perché tanto, ma non è così. Nella sede dell'Help Center si è tenuto il rituale passaggio di consegne alla presenza di operatori, volontari e giornalisti. Tutte le genti, come ci diranno, oh Dio ciao, Dio Amedeo ciao, tutte le genti, come ci diranno, ora trovate di un lavoro. Satira, risate e tanta irriverenza. La comicità di Pio e Amedeo non si fa mettere il bavaglio dal politically correct e raccoglie l'eredità del programma televisivo Felicissima Sera per trasformarlo in uno spettacolo teatrale, Felicissimo Show, e portarlo nei teatri italiani. No! Ho una dignità la mia famiglia, non accetto, 4 milioni non mi avrete mai. Un attimo solo, dottore. Che cos'è? Un attimo solo. Che cos'è? Il dottore offre 8 milioni di euro. Al Teatro Metropolitan di Catania il duo comico ha raddoppiato le serate. Lasciami gridare, rinnegare il cielo. Pio D'Antoni e Amedeo Grieco, in arte Pio e Amedeo, debuttano nel 2004 in una TV pugliese, poi l'approdo sulla TV nazionale e il successo con i personaggi degli Ultra dei VIP. Il loro felicissimo show non risparmia nessuno, con battute esilaranti e spesso controverse. Lo spettacolo prende una svolta inaspettata quando Pio e Amedeo si proiettano nell'anno 2036. Nella loro cella, Pio e Amedeo vivono le torture più atroci. TikTok, TikTok, buongiorno guys, buongiorno Pio e Amedeo, pronti per il TikTok del mattino? In questo futuro dispotico, i due sono rinchiusi in un carcere tutto rosa di City Life a Milano, costretti da Chiara Ferragni a stare 24 ore su 24 sui social. Ma ne rimetti la sedia elettrica. Ne rimetti la sedia elettrica. Sti TikTok, guarda, io ne sopporto dove è cambiato tutto. Chiamatela prova di maturità o in qualsiasi altro modo, ma la sostanza cambia poco. In casa della prima in classifica il Catania potrà capire chi è realmente. L'attesa per la sfida contro la Juve Stabia è proprio per mettersi alla prova, perché il pareggio contro il Latina ha un po' smorzato l'entusiasmo del successo esterno contro la Casertana, ma all'interno del gruppo però, assicurano tutti, l'atmosfera è serena. C'è la consapevolezza che le squadre al Massimino pensano prima a difendersi e quindi è più complicato scardinare le difese, mentre in trasferta contro avversari che spingono di spazi ce ne sono di più. È quello che sostanzialmente i rossazzurri si attendono anche domenica al Menti, una Juve Stabia che dopo il pareggio di Brindisi abbia la voglia di ritornare alla vittoria e quindi possa concedere qualcosa in più all'attacco etneo. Però intanto in casa Catania si ragiona di allenamento in allenamento, anche per capire chi Tabbiani avrà a disposizione per la trasferta campana, una trasferta lunga, visto che la squadra partirà comunque venerdì per Castellammare, così come programmato prima dello slittamento da sabato a domenica del match, tanto che l'allenatore presenterà la sfida ai giornalisti proprio venerdì. Tabbiani sta cercando di capire su chi potrà contare. Bocic è squalificato, ma ieri si è allenato in gruppo anche De Luca, che potrebbe tornare arruolabile. Sono da valutare invece le condizioni di Rizzo. L'obiettivo del centrocampista è quello di essere disponibile già da domenica, anche solo per qualche spezzone di gara, altrimenti per la prossima col Taranto, ma è una valutazione che verrà fatta di giorno in giorno.